Benvenuti e bentrovati. Il nostro appuntamento di inizio settimana è una settimana che naturalmente è diversa, inutile nascondercelo, insomma il coronavirus ci sta provando e ci sta naturalmente complicando un po' le cose, questo è il caso di dirlo, anche e sotto il profilo non soltanto sportivo ma soprattutto sotto il profilo sportivo. Le vedremo adesso quello che è successo, o meglio quello che non è successo in questo weekend. Sempre sul canale web www.venetoglobe.com, che insieme al canale esclusivamente sportivo streamingsport.it c'è anche l'emissione radio con l'audio dei nostri programmi attraverso VG Radio, la nostra radio web. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24 l'emittente, ogni giorno intorno alle 19:40-45 circa è la nostra prima uscita, la seconda nella seconda parte della serata e la terza uscita, quella finale, nella prima parte del mattino. Coronavirus, vi dicevo, e attenzione massima anche nello sport. Serie A chiusa per virus, Inter-Sampdoria, queste gare potrebbero essere recuperate, attenzione, lo ricordo, il 4 o il 5 di marzo, slittando la Coppa Italia. Non hanno giocato Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, non si sono giocate per decisione naturalmente del governo. Intanto alcuni risultati: Brescia-Napoli ha visto la vittoria del Napoli per 2-1, Bologna-Udinese pareggio 1-1, a Ferrara è passata la Juventus per 2-1 sulla SPAL e Fiorentina-Milan si è conclusa 1-1. C'è stata anche Roma-Lecce vinta dalla Roma per 4-0 e a Genova vittoria della Lazio di Simone Inzaghi per 3-2 con una Lazio sempre più in espansione. In Serie B Benevento vincente dell'altro Inzaghi, questa volta Pippo, 4-0 contro l'Entella ed è record per la squadra appunto di Inzaghi. Il Cittadella ha battuto la Juve Stabia per 3-0, il Pisa ha ceduto in casa per 2-1 al Venezia, mentre nel derby triveneto giocato alla Dacia Arena di Udine c'è stata la vittoria del Chievo per 1-0 sul Pordenone. Un campionato, quello di atletica, campionato italiano, che si è svolto indoor ad Ancona. C'è stato un lampo, quello di Tortu, che ferma il cronometro a 6,60. Tamberi fa 2,20, battuto da Fassinotti. Parliamo di rugby. Il Benetton in Pro 14 a Cardiff ha perso per 34-24, dopo essere stato avanti per tutta la gara, crollo negli ultimi soliti 10 minuti. Con questo ulteriore KO è ancora più complicato adesso il traguardo della post-season per il Benetton. Benetton con 24 punti, penultimo in classifica. Sabato a Monigo si sarebbe dovuto giocare contro l'Ulster, ma per l'emergenza coronavirus la gara sarà rinviata a data da destinarsi. Andiamo ad Anterselva, dove sono terminati i mondiali di biathlon con una splendida padrona di casa, ovvero Dorotea Wierer, nel mass start, l'ultima gara, poker mondiale con l'Italia terza nel medagliere, per la Wierer 2 medaglie d'oro e 2 d'argento. Per lo sci, Coppa del Mondo, con la Brignone letteralmente in fuga dopo aver vinto e superato la Schifrin in testa alla classifica di Coppa del Mondo, quando mancano 11 gare alla fine della stagione. Nel basket maschile, gli azzurri a Napoli, in vista delle qualificazioni per gli europei del 2021, hanno giocato prima contro la Russia vincendo 87-81, contro la Russia e poi contro l'Estonia vincendo per 87-81, questo è il risultato contro l'Estonia. La prossima gara si terrà contro la Macedonia. Nella Coppa Italia di volley maschile, nel derby d'Italia tra Civitanova e Perugia, riedizione delle ultime due finali, un risultato che ha sorriso ancora una volta a Civitanova al tie break. Sentiamo coach De Giorgi al microfoni dopo la vittoria. L'anno scorso è stata un'altra battaglia come è stata questa, solo che l'anno scorso loro sono stati un pochino più bravi di loro, quest'anno noi siamo stati un pochino più bravi di loro. Non è proprio un discorso di rivincita, questo è un torneo che tutti vogliono vincere indipendentemente dall'avversario. Ce la siamo giocata veramente fino in fondo
resistendo, riprendendo, perdendo anche un quarto set diciamo l'inerzia probabilmente era più dalla nostra parte, però Perugia ha tenuto duro come abbiamo tenuto duro noi. Siamo stati bravi nel quinto, molto bravi. Questa è la parte che mi rende più orgoglioso, che ha portato alla vittoria, ma la maturità, la consapevolezza di una squadra che pur perdendo il quarto set con non so quanti match ball è ripartita nel quinto precisa, ordinata, attenta. Questo è importante. Fede Giorgi, un grande giocatore della pallavolo e adesso un grande tecnico per quanto riguarda Civitanova. Nella pallavolo femminile ferma la capolista Imoco Volley Conegliano per coronavirus, è stata rinviata la gara contro Cuneo al Palaverde. Si è giocato il derby di Firenze tra Bisonte Firenze e Scandicci, se l'è aggiudicata quest'ultimo per 3-1. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza c'è la data del 1° marzo, avevano già comunicato quelli di Motta che avrebbero giocato il 1° marzo, Motta ospiterà Cuneo, bisognerà vedere se l'emergenza coronavirus farà cadere all'interno questo 1° marzo come data e sarà spostata appunto questa partita, staremo ad aspettare, staremo a vedere. Nel weekend siamo al basket, la TVB De Longhi Treviso ha giocato nel torneo Santon a Ponzano Veneto perdendo nel finale ma dopo un'ottima partita contro Trieste. Risultato 89-84 per Trieste. Non si gioca da 2 settimane ormai e ora l'ordinanza del coronavirus vieterà l'amichevole contro Mantova e probabilmente il match contro Trento. Siamo al calcio con la Serie B femminile che vede il Permac Vittorio Veneto tornare alla vittoria dopo 4 mesi. La vittoria arriva contro la Novese in campo esterno per 3-2. Un sorriso insomma per evitare quella zona pericolosa della classifica per le ragazze olettose, come le chiamano, di Bortoluzzi. In Serie C ci sono stati numerosi rinvii per quanto riguarda sempre il coronavirus, così pure in Serie D dove si è giocato solo negli altri gironi italiani, quasi tutti, nel girone lombardo no naturalmente. In eccellenza saltata la giornata completa, si doveva giocare il 25 martedì Giorgione San Martino Speme, ma pensiamo che venga rinviata ulteriormente per il rinvio era stato chiesto dal Giorgione per 2 giocatori presenti al torneo internazionale Caput Mundi. Nel girone B tutta rinviata la giornata, così pure in promozione girone D. Vi ricordo che questa sera non registreremo e non vi prepareremo per domani il programma Dilettanti a tutto campo condotto dal collega Riccardo Bonvicini, in quanto appunto interviste ce ne sono state molto poche, su pochi campi si è giocato, quindi ritorneremo la prossima settimana con il nostro 8° appuntamento di Dilettanti a tutto campo. Andiamo a parlare di calcio a 5 perché nel calcio a 5 gara a Prata di Pordenone per il Maccan che in casa perde nuovamente 4-3 contro l'Arzignano. Sentiamo mister Sabalino ai nostri microfoni dopo la gara. Siamo con mister Sabalino. Mister, è un risultato pesante, insomma abbiamo giocato anche bene, potevamo tenere un po' di più il campo. Noi abbiamo bisogno di ritrovare certezze e quelle vengono con i risultati. Purtroppo anche oggi il risultato non c'è stato. La partita è stata giocata anche con determinazione, con la voglia, con l'attenzione adatta al caso. Però ancora in certe situazioni veniamo puniti più del dovuto forse, non riusciamo a concretizzare quello che creiamo, non giochiamo in maniera serena, dobbiamo trovare la serenità, rifare le nostre giocate con tranquillità, con gioia, ma la situazione sembra sia pesante, però noi dobbiamo trovare serenità. Comunque ci sono stati 3 gran bei gol da parte del Maccan, soprattutto il secondo, quello di Feliciotti, e anche il terzo con un gran gioco corale, quindi la caratura c'è, ci manca solo anche un po' di fortuna? Ma la fortuna si cerca, noi dobbiamo fare di più in possesso palla, dobbiamo
anche in fase di non possesso non abbiamo fatto male, però abbiamo lavorato tanto per il non possesso e oggi in fase di possesso non abbiamo fatto benissimo. Dobbiamo ancora lavorare sui giochi a due e migliorare vari aspetti, però adesso dobbiamo riprendere soprattutto la parte mentale, che abbiamo bisogno di trovare serenità e gioia di giocare insieme. Adesso ci aspettano 3 partite toste, prima Sedico, Pordenone e poi Merano. Trovare la concentrazione, la parte più difficile? Sì, trovare la coesione, trovare la voglia di stare insieme, di pensare con una testa sola. Questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare e su cui dobbiamo lavorare. Questo è il Maccan Calcio a 5, il tecnico Sabalino. Tra l'altro la settimana scorsa il Maccan aveva perduto proprio dal Nervesa, un Nervesa che era partito nelle zone bassissime della classifica, si parlava di retrocessione, adesso è secondo in classifica e addirittura ha vinto ieri in campo esterno, quindi un momento meramente buono e fortunato per la formazione di Nervesa della Battaglia. Concludiamo passando al basket femminile. In Serie A2 il Ponzano torna alla vittoria, nel weekend ha battuto 79-71 il San Giorgio, che era una formazione che era avanti di 4 lunghezze rispetto alla compagine di Ponzano. In Serie B maschile la Rucher invece non è partita per andare a Lecco a giocare la sua partita di campionato perché l'emergenza coronavirus ha fatto bloccare già da sabato sera la trasferta ai trevigiani. E allora è un momento un po' particolare anche per i boys, i ragazzi di Marco Mian, che quindi dovranno adesso vedere, sicuramente non si giocherà nemmeno la prossima settimana e poi c'è la Coppa, c'è la Coppa Italia, si rischia di arrivare soltanto con allenamenti, diciamo, sulle gambe e non con partite. Vi ricordo che per sabato era programmata la gara tra Rucher Sambe e Bernareggio, autentico match clou della giornata, perché il Bernareggio tra l'altro questa settimana è stato sconfitto da Padova, quindi campionato riaperto per la formazione di Marco Mian. Avrebbe potuto riaprirlo e giocarselo alla pari, insomma, già sabato scorso. Bisognerà attendere, ci sarà il rinvio e probabilmente arriverà prima la Coppa Italia di tutto ciò. A questo punto è veramente tutto, raccogliamo le nostre forze, raccogliamo i nostri fogli, raccogliamo le nostre notizie, da risentirci è per domani.